Si è svolto oggi l'Open Day dedicato al lavoro in collaborazione con la Grimaldi Line e Sviluppo Italia presso la sede dell'ufficio di lavoro di Agrigento. Inaugurata oggi l'aula protetta per l'audizione dei minori presso l'ASP di Agrigento alla presenza del Presidente del Tribunale Malato. Il Galsicani presente alla BIT Milano, presente il progetto Le vie del cibo della lunga vita promosso dalla SMAP e altri partner. L'onorevole Calogero Pisano interviene sulla necessità di uno scalo aeroportuale ad Agrigento alla luce dei dati sulle presenze turistiche in Sicilia illustrati dal Presidente della Regione Schifani alla BIT di Milano. La Lega Coop Sicilia Agroalimentare lancia l'allarme sulla grave situazione del comparto in Sicilia. A Gela la Polizia di Stato esegue 13 arresti per spaccio di droga e sostanze stupefacenti. Goal collection della 23esima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TVA Notizie di oggi mercoledì 12 febbraio. Il servizio Centro per l'Impiego di Agrigento ha organizzato oggi il Grimaldi Job Day, un'occasione unica per sostenere i colloqui diretti a entrare nel mondo del lavoro nella compagnia di navigazione Grimaldi Line. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi all'Ufficio del Lavoro Open Day, una giornata dedicata all'occupazione e al lavoro organizzata anche in collaborazione con gli uffici centrali della Regione. Dottore Patti, lei è il direttore, ecco, parliamone un attimo. Sì, oggi è la seconda tappa in Sicilia dell'Open Day con la Grimaldi Lines, una società di navigazione che ricerca sul territorio nazionale diversi profili e diverse persone da inserire negli organici. Ieri si è svolta la prima giornata a Messina con un grande successo, quest'oggi si replica ad Agrigento da stamattina alle 9 fino a stasera alle 16, noi in collaborazione con Grimaldi, con i recruiter della Grimaldi, in collaborazione anche con la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, stiamo organizzando queste giornate per offrire ai giovani del territorio la possibilità di lavoro diverso, di lavoro professionalizzante con la società Grimaldi. I profili ricercati, come dicevo poco fa, sono tanti, dal cuoco agli elettricisti, all'aiuto macchine, e quindi su tutto il territorio della regione cercano circa 700 unità di personale. Speriamo di offrire ai giovani di Agrigento e provincia una opportunità di lavoro che può dare sbocchi anche in futuro per altre grandi società di navigazione. Infatti la settimana scorsa anche la Grandi Navi Veloci ha chiesto a noi della Regione, ai centri per l'impiego, la possibilità di selezionare delle figure da poter utilizzare nelle loro attività. Il vostro ruolo importante, il centro dell'impiego oggi, diciamo, per chi cerca lavoro, per le nuove opportunità e non solo per chi ha perso il lavoro. Sì, non solo per chi ha perso il lavoro, ma che è in cerca di prima occupazione. Noi abbiamo istituito all'interno del nostro ufficio il servizio IDO, incrocio domanda offerta, dove le aziende che cercano dei lavoratori si rivolgono a noi, e noi attraverso una profilazione ben precisa selezioniamo le figure da sottoporre alle aziende, in modo tale che loro, attraverso i curricula che noi preselezioniamo, possano scegliere il personale a loro necessario. Parliamo di questa iniziativa, un esperimento positivo che sta svolgendo in collaborazione con la Regione Siciliana. Oggi vi trovate a Agrigento. Ecco, parliamo un attimo di quello che nello specifico state facendo. Quello che stiamo facendo oggi, grazie anche alla collaborazione del Centro dell'Impiego di Agrigento, è incontrare quanti più candidati possibile, far conoscere a quante più persone possibile quelle che sono le opportunità del mondo professionale marittimo e in particolare delle opportunità lavorative che offre il gruppo Grimaldi. Crediamo tanto nella Regione Sicilia, abbiamo tanti marittimi siciliani
e il motivo per cui siamo qua è proprio questo: aumentare quelli che sono i nostri equipaggi siciliani e dare un'opportunità di lavoro. Qualche dato tecnico, quante domande avete ricevuto? Ieri siamo stati a Messina, ieri siamo stati a Messina, sono venuti circa 180 candidati per fare un colloquio, è stato un momento molto importante. Oggi siamo qui ad Agrigento, sono previste circa 150 presenze. Ci fa piacere chiaramente, perché vuol dire che il nome del gruppo Grimaldi è sempre molto Quali sono le figure professionali che voi cercate maggiormente? Le figure professionali che cerchiamo maggiormente sono tutte le figure legate al settore dell'hotelleria, dalla ristorazione alla pulizia, all'housekeeping e anche quei profili tecnici come elettricisti, manutentori e idraulici di bordo. Ecco, oggi nell'Open Day è aperto anche alle scuole, direttore. Vediamo che l'Istituto Vetrano, i ragazzi sono qui anche per un colloquio. Sì, in questa nostra iniziativa abbiamo coinvolto anche gli istituti scolastici. In questo minuto qui sono presenti il professore e gli alunni dell'Istituto Amato Vetrano di Sciacca, l'istituto alberghiero. Anche loro, diciamo, interessati a questa iniziativa. È un'occasione ghiotta per i giovani, così possono scoprire, cominciare a scoprire quali sono le opportunità di lavoro, un lavoro non tradizionale chiaramente, un lavoro che richiede una passione particolare. Infatti qui parliamo di lavoro sulle navi. Sicuramente questa giornata è molto indicata ai giovani, perché questo tipo di lavoro può essere sicuramente molto più apprezzato dai giovani. E il Sviluppo Italia vi collabora? Certamente, questa giornata non si poteva realizzare se non c'era l'apporto dell'assistenza tecnica di sviluppo al lavoro Italia, che in tutte le nostre iniziative sulle politiche attive del lavoro è parte attiva. Ecco, vediamo ora il docente che sta accompagnando gli alunni del Vetrano di Sciacca. Ecco, parliamo di questa iniziativa. È una bella iniziativa, noi abbiamo colto a volo l'occasione per portare qua dei ragazzi, sono una ventina di ragazzi che faranno il colloquio oggi. E con la speranza che vada tutto meglio. Ecco, c'è un altro collega che l'accompagna. Buongiorno, noi ci apriamo a tutte le porte del territorio. Ovviamente sulle navi è una grande esperienza, io l'ho fatto un po' di alunno, giustamente non è sulla terraferma, però si gira, si conoscono mondi nuovi, altre culture, altri usi. Speriamo che la nostra scuola possa partecipare e trovare magari qualche contratto con gli alunni e quindi aprirsi a nuove aree, a nuovi orizzonti. Speriamo bene. Inaugurato stamani il locale destinato ad aula protetta per l'audizione dei minori presso la cittadella della salute di Agrigento. Le interviste. Inaugurato stamani il locale destinato ad aula protetta per audizioni minori presso la cittadella della salute dell'ASP di Agrigento, padiglione Dipartimento di Prevenzione. Tale struttura a uso del Tribunale di Agrigento costituisce un supporto essenziale per l'attività giurisprudenziale e torna estremamente utile sia in sede di indagini che in sede dibattimentali. È una struttura importante, come lei giustamente ha detto, e servirà all'ascolto dei minori nell'ipotesi in cui, come purtroppo capita, siano persone offese di reati normalmente gravi quando riguardano i minori, e che consenta loro di poter riferire quanto accaduto in un ambiente con la massima tranquillità, serenità, in un luogo diverso dal tribunale, in un ambiente protetto. Trattasi infatti di una cosiddetta aula protetta per l'audizione dei minori, i quali potranno riferire senza essere visti dai giudici, o meglio, senza che loro si accorgano di essere visti, quindi in una stanzetta adibita con giochini, in modo tale che con la massima serenità possano... Allora stiamo consegnando, dopo averla ristrutturata e trasferita, un'aula protetta per le audizioni per i minori, nello spirito di una collaborazione tra istituzioni, tra l'azienda sanitaria provinciale e il Tribunale di Agrigento. È una struttura che io avevo già trovato in un vecchio padiglione. Il Galsicani presente alla BIT di Milano con il presidente Salvatore Sanzeri, che ha illustrato presso lo stand della regione siciliana il progetto Le vie del cibo della lunga vita promosso dalla SMAP ed altri partner. Il Galsicani presente alla BIT di Milano con il presidente Salvatore Sanzeri, che ha illustrato presso lo stand della regione siciliana il progetto Le vie del cibo della lunga vita, un'iniziativa innovativa
che celebra il patrimonio enogastronomico dei territori sicani nel contesto di Agrigento Capitale della Cultura 2025, riscontrando un notevole interesse tra i presenti. Durante la presentazione è stato sottolineato come il progetto miri a valorizzare le eccellenze delle valli, dei monti e delle coste sicane, profondamente radicati nella dieta mediterranea. Il territorio registra un'altissima presenza di centenari, testimonianza vivente del legame tra longevità e tradizione alimentare. Tra i prodotti la pesca di bivone GP, l'olio extravergine GP Sicilia, l'arancia di Ribera DOP, l'arte casearia, vanta il pecorino siciliano DOP e i formaggi tipici locali. Le vie del cibo della lunga vita è promosso dall'Agenzia per lo sviluppo del magazzolo Platani, SMAP, insieme ad alcuni partner come il Distretto Turistico Valle dei Templi, il GAL Sicani, il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo, la Regione Siciliana, il Consorzio di tutela arancia di Ribera DOP, il Consorzio di tutela GP olio extravergine di Oliva Sicilia, gli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalabrighiera di Agrigento, Bisacquino e Bivona, la cooperativa agricola zootecnica Tumarrano, i comuni della provincia di Agrigento, Palermo e Montedoro in provincia di Caltanissetta, ed è sostenuto inoltre dai comuni e da sponsor privati impegnati nella promozione del patrimonio enogastronomico locale. Ma il ruolo del GAL è stato sempre importante negli anni, ha lavorato molto sullo sviluppo locale, sulla valorizzazione delle nostre bellissime zone. Noi facciamo parte di un GAL che tiene conto sia del mare che dei sicani, del monte, con il fiume Platani, con bellezze di tipo naturalistico veramente importanti. Nel nostro GAL è stato inventato, non per merito noi soltanto, ma c'era Pier Filippo Spoto, il turismo relazionale. Siamo stati in grado di, voglio dire, tutti assieme di offrire ai turisti che vengono le bellezze paesaggistiche, ma anche le bontà agroalimentari. Abbiamo lavorato molto sulla trasformazione dei prodotti alimentari, della offerta turistica di tipo naturalistica, di tipo relazionale, e in questo nuovo progetto saremo parte importante, così come la SMAP e come gli altri comuni, ad un lavoro per fare sì che la nostra zona, i sicani, il mare, assieme a tutti i sicani e a tutta questa zona, possa essere valorizzata e avere uno sviluppo come veramente merita. Il boom dei turisti in Sicilia, per l'onorevole Calogero Pisano, l'aeroporto di Agrigento diventa una necessità, il servizio. L'onorevole Pisano interviene sull'aeroporto di Agrigento, è una necessità. L'incremento delle presenze turistiche in Sicilia è un segnale forte e chiaro. La nostra isola è sempre più al centro dell'attenzione internazionale, tuttavia questo successo impone scelte strategiche per sostenere la crescita e migliorare la rete infrastrutturale, a partire dalla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. L'onorevole Calogero Pisano, deputato agrigentino, commenta così i dati presentati dal presidente della regione Renato Schifani alla recente BIT di Milano. Secondo i numeri ufficiali, nel 2024, continua Pisano, la Sicilia ha registrato oltre 21,5 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 4,2 rispetto all'anno precedente e un boom di visitatori stranieri pari all'11,1% in più. Questi dati, continua Pisano, dimostrano la bontà dell'azione dei governi nazionali e regionali e che il turismo è una risorsa strategica per la nostra Sicilia e in particolare per la provincia di Agrigento, che può vantare un attrattore unico come la Valle dei Templi, ma senza infrastrutture adeguate rischiamo di frenare il potenziale di crescita del nostro territorio. La realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, continua Pisano, non è più solo un'opportunità, ma una necessità concreta per sostenere e ampliare i flussi turistici. L'onorevole Pisano evidenzia come gli attuali scali siciliani facciano già fatica a reggere il traffico passeggeri, una situazione destinata a peggiorare con il previsto aumento dei flussi dei prossimi anni. L'aeroporto di Agrigento, continua Pisano, permetterebbe di servire tutta la Sicilia centro-meridionale, migliorando la mobilità interna e internazionale, dando un impulso decisivo allo sviluppo economico dell'area. A rafforzare questa prospettiva sono state anche le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che in occasione dell'Airport Day ha ribadito l'attenzione del governo sul progetto.
Abbiamo, continua Pisano, sul tavolo il piano nazionale per lo sviluppo degli aeroporti. Tra le richieste esaminate vi è quella della comunità economica di Agrigento per la realizzazione di un nuovo scalo aeroportuale. Queste parole confermano che il momento è quello giusto. Oggi più che mai ci sono le condizioni affinché il futuro aeroporto di Agrigento venga finalmente realizzato. Non si tratta di un progetto irrealizzabile, ma di un'infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia e dell'intero sistema aeroportuale nazionale. Conclude Pisano: continuerò a battermi affinché questa grande opportunità diventi una realtà. La Lega Coop Agroalimentare Sicilia interviene con il suo responsabile regionale, l'agrigentino Domenico Pistone, sulla grave crisi del comparto. Chiederemo con il vicepresidente nazionale di Lega Coop Agroalimentare, Filippo Parrino, un'audizione urgente presso la Commissione Attività Produttive della Regione Sicilia. Il servizio. La Lega Coop Sicilia Agroalimentare interviene oggi con il suo responsabile regionale, l'agrigentino Domenico Pistone, affermando come la produzione ortiva siciliana è a rischio a causa della carenza infrastrutturale degli invasi siciliani. Nonostante le piogge autunnali nelle campagne siciliane, si continua a registrare una drammatica carenza d'acqua che continua a minacciare la tenuta del tessuto economico siciliano dell'agroalimentare. Invasi e dighe vuote o semivuote ancora una volta mettono in evidenza tutta la loro inadeguatezza infrastrutturale, spesso privi di collaudo e manutenzione ordinaria, dimostrando senza tema di smentita che la crisi idrica che sta attanagliando la Sicilia da oltre un anno è soprattutto figlia dell'incapacità di dotare questo nostro territorio di infrastrutture idriche degne di questo nome. Lo stesso Pistone ha proseguito affermando come dopo la crisi della scorsa estate, che ha visto diverse manifestazioni da parte di produttori, liberi cittadini e diversi sindaci, ci aspettavamo una reazione risoluta in termini di avvio celere di tutti quei cantieri finalizzati alla realizzazione delle opere funzionali al contrasto della siccità e della crisi idrica, ma tutt'oggi la situazione rischia di diventare ancora più pesante dell'anno appena trascorso. Come abbiamo più volte sostenuto, al di là dei provvedimenti e delle risorse a sostegno delle imprese agricole che pure ci sono stati, la componente tempo che manca alle nostre imprese agricole ed agroalimentari. In questo senso, afferma Pistone, chiediamo al governo della regione a che punto siano gli investimenti per oltre 140 milioni di euro riservati alle reti idriche, a dissalatori, alla rigenerazione dei pozzi. I danni in agricoltura sono ormai incalcolabili. Come associazioni dell'agroalimentare stimiamo circa 2 miliardi di danni subiti, oltre 100.000 metri cubi d'acqua al giorno vengono scaricati in mare, mentre l'agricoltura delle province di Agrigento e Trapani stanno vivendo una crisi senza precedenti. Paradossale in tal senso il caso della diga Trinità di Castelvetrano, resa non operante per problemi di sicurezza. Diverse aziende agricole dei comuni serviti dalle dighe di San Giovanni Naro e Furore denunciano una situazione che è arrivata al collasso con l'interruzione da parte del Consorzio d'Agrigento 3 delle irrigazioni a causa di svuotamento delle due dighe, una scelta drammatica visto che le aziende agricole di quel territorio hanno beneficiato della risorsa idrica lo scorso 10 gennaio e al momento sono completamente a secco. A tal proposito, nei prossimi giorni chiederemo con il vicepresidente nazionale Lega Coop Alimentare e Pesca, Filippo Parrino, un'audizione urgente presso la Commissione Attività Produttive della Regione Siciliana. I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento, Spataro, Vitellaro, Bongiovia e Zicari rilevano ciò che a loro avviso è un paradosso, ovvero l'amministrazione comunale di Agrigento ha le carte in regola per installare l'atteso bagno autopolente a Piazzale Rosselli, ma ha deciso di cedere il passo al parco archeologico e con i soldi del parco a sua volta non può iniziare i lavori per installare il bagno perché il comune non ha ancora liberato l'immobile scelto per allocare lo stesso. E poi i consiglieri DC interrogano su quale sia stata la sorte dell'altro bagno pubblico annunciato in via Atenea, perché nella città capitale della cultura non ci si occupa dei servizi per il turismo. E la Polizia di Stato di Gela, sin dalle prime ore di oggi, sta eseguendo un'ordinanza applicativa di 13 misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.
Gli arresti sono stati eseguiti con l'ausilio della squadra mobile di Caltanissetta, del reparto prevenzione crimine di Palermo, le unità cinofile della Polizia di Stato. È stato così sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio di Gela. E sul maxi blitz antimafia di ieri di Palermo interviene oggi la parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina, affermando, apprendo con grande soddisfazione, la notizia del maxi blitz antimafia condotto dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato all'arresto di 181 persone tra boss, colonnelli, uomini d'onore ed estortori appartenenti a diversi mandamenti del capoluogo siciliano e della provincia. Questo straordinario risultato, continua la parlamentare Carmina, testimonia l'efficacia e la determinazione della magistratura nella lotta contro la criminalità organizzata, nonostante le continue stoccate da parte del governo nazionale che sembra volere soltanto depotenziare i protetti di immagine. Da cittadina siciliana li ringrazio per la lotta contro la piovra che assume nuove strategie e nuove forme e va contrastata con il supporto di tutte le istituzioni. Sono dalla parte di chi continua la battaglia dei grandi magistrati siciliani, nostri punti di riferimento. Cosparge la mare di alcol e minaccia di darle fuoco, arrestate una donna di 33 anni a Messina. Un episodio di violenza familiare ha scosso la zona nord di Messina lo scorso mercoledì, quando una donna di 33 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti delle volanti, impegnati nei normali controlli sul territorio, sono intervenuti prontamente a seguito di una chiamata di emergenza arrivata al 112. La madre della 33enne aveva chiesto aiuto, raccontando di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia che la minacciava di darle fuoco. I poliziotti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato la donna ancora in stato di agitazione, pronta a reagire violentemente anche nei confronti degli agenti. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, la 33enne ha cercato di opporsi all'arresto con aggressività, complicando ulteriormente la sua situazione. La madre, una volta messa in sicurezza, ha raccontato agli agenti che il comportamento violento della figlia non era un episodio isolato, ma che negli anni aveva subito continui abusi fisici e psicologici. La donna ha confermato che da tempo la figlia aveva messo in atto un vero e proprio maltrattamento, alimentato da numerosi episodi simili mai denunciati prima di quel momento. Sulla base di quanto riferito dalla vittima e dalla flagranza del reato, la polizia ha proceduto con l'arresto della donna per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La 33enne è stata immediatamente tradotta presso la casa circondariale di Messina, dove è rimasta a seguito dell'udienza di convalida. Questo grave episodio di violenza familiare ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, mettendo in evidenza la necessità di un'attenzione sempre maggiore verso i casi di maltrattamento che spesso restano nascosti. Domenica 16 febbraio alle ore 19 a Comitini presso il Palazzo Bellacera verrà presentato il libro Muzzicuna di Aristotele Cuffaro. L'iniziativa, voluta fortemente dal sindaco di Comitini Luigi Nigrelli, è patrocinata dallo stesso comune. A moderare la serata sarà il giornalista Carmelo Arnone. Dopo i saluti istituzionali interverranno sui contenuti della raccolta poetica il professore Benedetto Raneri, l'editore Antonio Liotta. Il libro si avvale del professor Tommaso Romano e dell'introduttore dell'attore Gianfranco Iannuzzo. Caro nonno, raccontami, il progetto è un docufilm con gli studenti ITET dell'Istituto di Alcamo al fine di valorizzare la lingua e la cultura siciliana. Il servizio da Trapani. La mia famiglia, mio padre faceva il guardiano di campagna, mia mamma è caduta in panico, e vanno l'occhio sul tramonto del sole e veniva una flotta di persone. A me mi sembravano militari. Mia madre aveva fatto una foglia di pasta, se mi capite. Invece mio padre, essendo un grande uomo, che la vita era dura a quelle tempe, ne fece ir a letto
e non vedere niente che quelle erano ladre. Non solo Mizzica, è un progetto veramente lungimirante, bellissimo e credo che i ragazzi abbiano risposto anche altrettanto bene. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto ripercorrere le nostre tradizioni potenziando la conoscenza del nostro dialetto, che non è un dialetto in quanto è una lingua ufficialmente riconosciuta. Non dimentichiamo che noi siamo i papà, i genitori della lingua italiana, ma prima della lingua italiana abbiamo avuto la nostra lingua siciliana con il codice e le codifiche ben regolamentate. Autori di lunga tradizione hanno dato forza alla nostra lingua, da Pirandello a Camilleri, e l'abbiamo fatta conoscere in tutto il mondo, tant'è che siciliani siamo proprio ambasciatori della cultura nel mondo. Uscite dalla mia casa, ora, subito. Uscite, forza! Dopo capiamo però che a queste signore lo uccidero e che dice che venivano di Camporeale e le finirà tutte. Abbiamo deciso di fare un corto documentario dove i ragazzi si sono messi in gioco, hanno intervistato prima degli anziani e poi abbiamo deciso di estrarre la storia che era più interessante. Come hanno risposto i ragazzi a questo progetto? Ma io sono felicissimo perché i ragazzi rispondono sempre in maniera stupefacente nei nostri confronti, sono sempre molto coinvolti e soprattutto questo è un lavoro che permette di mettersi in gioco. Loro erano felicissimi, hanno fatto una cosa che non avevano mai fatto e devo dire che hanno risposto molto bene perché siamo rimasti tutti un po' sorpresi. Ci sono state delle difficoltà, nel senso c'è qualche parola, qualche termine che effettivamente loro non conoscono o non conoscevano e che hanno riscoperto? Ma sì, ma perché fanno parte di una generazione diversa e che poi è anche la cosa più bella, mettere a confronto due generazioni che sembrano distanti ma in realtà sono molto vicine, tant'è che c'è stato un aneddoto che a noi ha fatto molto sorridere, che però ci ha riempito di gioia. Quando noi abbiamo finito le riprese il primo giorno abbiamo trovato tutti i ragazzi in cerchio ad ascoltare un signore che raccontava queste barzellette siciliane un po' antiche. Abbiamo visto quest'unione che non è mai scontata. Vi dico la verità, quando ho fatto la scuola io, sto parlando ormai di 15 anni fa, non c'erano questo genere di progetti, quindi era proprio un'arte sconosciuta. Bene, è stato sempre sfacciata, dialetto, e parlare raffinata no, è stato sempre spronte. Certo, mi sento emozionata, però siccome io feci 2 anni di corso per essere una francescana, capiamo l'abito pure. L'abitino l'hai ancora, che è salvato per quando moro, che lo voglio miso, sì, sogno tradizionale. Siamo di fronte a una tematica molto importante, che è quella della tradizione, dell'idioma siciliano, di questa lingua meravigliosa. Signori, la dobbiamo difendere. Io negli anni, girando per le scuole, ho portato avanti un'idea di sicilianità, soprattutto dai ragazzi che non parlano il dialetto, o non parlano, è un viaggio ed è uno strumento fondamentale per poter avere la mente aperta. È molto meritorio il progetto perché effettivamente la nostra lingua fa parte del nostro modo di essere, della sicilianità. Qualcuno, Sciascia, parlava di sicilitudine, giusto? Per dire, perché in realtà la nostra lingua è molto originale, molto relazionale, rappresenta al di là del modo di esprimersi anche dei contenuti che veramente fanno della Sicilia una terra meravigliosa, quindi altro che vergognarcene. Credo che proprio parlando di tradizioni, di memoria, dobbiamo impegnarci anzi non solo a non dimenticare ma ad esserne sempre più orgogliosi, quindi grazie. Noi abbiamo tanto pascolo, vorremmo le sue terre. Le mie terre? Sì, le sue terre. Io le mie terre non ve le posso dare. E se noi le sue terre ce le prendiamo? Come mettiamo? Ho detto, era guardiano di campagna e uno che faceva lo guardiano aveva essere morbido con le persone.
che era una cosa preziosa, preziosa. Linea alla regia per la pubblicità. Il Policlinico di Messina, punto di riferimento per l'innovazione e la qualità delle tecniche del reparto di cardiologia. I colleghi di Messina. Il Policlinico Universitario di Messina continua a consolidarsi come un centro d'eccellenza per l'assistenza cardiologica avanzata, diventando un punto di riferimento per i pazienti che necessitano di cure altamente specializzate. Recentemente è stato inaugurato il primo corso interuniversitario regionale di alta formazione in elettrofisiologia ed elettrostimolazione, un'iniziativa che coinvolge le università di Messina, Catania, Enna e Palermo. Il corso offre agli specializzandi in cardiologia un'opportunità unica per perfezionarsi in uno dei settori più innovativi e complessi della medicina cardiologica. L'iniziativa è rivolta a 2 specializzandi per ciascuna delle scuole universitarie partecipanti, i quali avranno la possibilità di frequentare per 2 giorni a rotazione le strutture delle diverse università, alternando sessioni pratiche in sala operatoria con lezioni teoriche sui metodi e le tecniche più avanzate nel campo. Il professore Giuseppe Dattilo, responsabile dell'elettrofisiologia del Policlinico, ha sottolineato come la struttura sia dotata delle più moderne tecnologie e di un team altamente qualificato, in grado di competere con i migliori centri italiani. E per lo sport vi proponiamo la Goal Collection relativa alla 23esima giornata del campionato di Serie D Girone I, che vede in vetta la squadra del Siracusa e sempre all'ultimo posto la nostra Akragas. Scacco matto alla regina, il Siracusa con appena 2 mosse si consolida in vetta alla classifica, aumentando il proprio vantaggio nello scontro a vertice. Amaranto che vanno negli spogliatoi avanti di un gol grazie all'1-0 di Girasole, copione ribaltato nella ripresa grazie alla doppietta di Joaquin Sus, centrale difensivo, goleadore per l'occasione. Perde contatto il Sabbiase che mette la freccia con la rete di Umbaca, parità che viene ristabilita a 10 dal termine dalla rete di Pelle che permette all'Oca un prezioso punto in chiave salvezza. Torna alla vittoria la Scafatese che al Vitiello batte l'Akragas per 3-1. A segno il totem Ciro Foggia, raddoppio di Neglia, ospiti che dimezzano lo svantaggio con l'Ofaso, ma devono capitolare dinanzi alla rete del definitivo 3-1 ad opera di Sant'Arpia. Blitz in terra siciliana per la Vibonese che appaia la Scafatese al 4° posto battendo la San Cataldese a domicilio. Una rete per tempo, quella di Terranova, nuovo capocannoniere del campionato e a tempo praticamente scaduto, quella di Milazzo. 1-1 tra Pompei e Nissa, Campani in vantaggio con la rete di rapina di Puntoriere, arriva overtime l'1-1 di Diaz con una incornata davvero ariete dell'area di rigore. Ricca di emozioni la sfida del Bruccoleri tra Castrum, Favara e Paternò, avanti di una rete l'11 giallo-blu con Sandro Baglione dal dischetto, Tenei che ribaltano nel primo tempo con Farignas e Guida, ci pensa Varela a siglare la rete del definitivo 2-2. Senza storia il match tra Nuova Egea Virtus e Licata, conto chiuso già dopo un tempo con i sigilli di Trombino, Bonavita e Gambino. Nella ripresa Calafiore e Balzano portano a 5 le marcature giallorosse, rete della bandiera licatese che porta la firma Tito Zai. Divisione della posta tra Sant'Agata e Girale, punto che serve a poco ad entrambe. In avanti il Sant'Agata al 22esimo con Bova, pareggio Granata che arriva a inizio ripresa con Paglia. Punti pesanti che sanno di conferma per il Ragusa che batte l'Enna di misura grazie al gol in apertura di Corigliano. 26 gol in quella che è la 23esima goal collection, quella che potrebbe segnare lo spartiacque di un campionato che potrebbe parlare nuovamente siciliano. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.